al corner di Roma, Margherita Ferri. Margherita, te l'avevo chiesto a microfoni spenti, però te lo richiedo, come stai? Sto un Questa la sai. turbine, sto un turbine di emozioni per l'uscita del film, per un po' di eventi che si sono concatenati in questi giorni. Ragazzo dai Però Patroni Rosa, come va? Come va? Un turbine di emozioni, però immagino... sì, è proprio un fiume di emozioni. No, vabbè, dai, è un film che sinceramente non ho ancora visto con distanza perché avevo finito di girare Montale da poco e quindi ho avuto una lavorazione un po' flash e per quello dico turbine, no? Perché sono ancora immersa Cioè, come nel se non avessi processo. realizzato che adesso avrà vita, insomma, No, non sua, ho no? realizzato Quindi... niente. Però la cosa che mi incuriosisce sempre è qual è il momento in cui, proprio perché tu sei anche insomma, un'autrice di documentari, insomma, qual è il momento in cui proprio uno capisce che quella storia la vuole raccontare, come è avvenuto poi adesso con questo, con Andrea, quando l'hai capito tu di volerlo proprio raccontare questa storia in un film? Perché ognuno Allora, di noi si innamora delle storie, però poi... sì, allora, poi, sai, io sono regista e anche autrice, sceneggiatrice, no? Quindi ogni lavoro che faccio, ogni film o anche serie, ha un percorso molto diverso, però c'è un momento in cui dici voglio fare Lo questa faccio, storia, sì. questa è la mia storia, In no? Cioè teoria io dovrebbe sono essere... la Sì. persona giusta per raccontarla. E poi a volte non si realizzano, però No, purtroppo però quella questo, prerogativa ci deve essere, che se esatto. non c'è all'inizio... E questo è stato un colpo di fulmine, perché è un progetto di cui ho letto la prima stesura della sceneggiatura e ho detto, questo film lo so raccontare, lo voglio raccontare, lo devo raccontare ed è un'occasione unica sia per lavorare sul linguaggio del cinema con un tema a me molto caro, quindi il mondo degli adolescenti, storia di formazione, la ricerca della propria identità e anche per l'estrema attualità e l'estremo valore della storia, della vita di Andrea Spezzacatena e quindi anche del film. Ecco appunto, ti volevo chiedere proprio questo, cioè che tipo di ricerca, una volta deciso che volevi fare e raccontare questa storia, che ricerca hai condotto e come? Perché comunque sono temi, come dici tu, che ti stanno a cuore, temi anche molto contemporanei, però è difficile anche, secondo me, non andare poi nella retorica, nella... Mm. Allora, in realtà, cioè io ho molto ben chiaro come non si va nella Sì, retorica, sì, cioè sì, nel sì, senso è sì. un qualcosa che conosco così bene, riconosco che cerco di tenermene lontana, anzi se poi ci ricadessi sarebbe tragico, sarei Ma però già avere la autofustigazione. Però percezione, esatto, è proprio avere molto chiaro mentre lavori dall'inizio, i no? Sul lavoro confini. sul testo, il lavoro con gli attori, il casting, il set, il lavoro tra le persone del set, no? Per me e sui personaggi, cioè il rapporto con i personaggi e con gli attori che li interpretano, per me è sempre stato e deve essere senza giudizio e quindi senza retorica. Cioè anche quando abbiamo lavorato con Andrea Arru su Christian, che è interpreta il bullo, la prima cosa che io gli ho detto è noi non giudichiamo questo personaggio, cioè Sì, è sì, sì. l'antagonista, è il cattivo, è uno stronzo, però andiamo a capire quali sono le sue motivazioni di essere umano, per essere Non è così stronzo semplice e lì. fare quello che fa. E lì è proprio l'unico, secondo me, è l'unico modo per arrivare a raccontare dei personaggi con onestà. Questa immagino sia stata una difficoltà, ce ne sono state altre che hai riscontrato durante questo viaggio? Ma un po' il tempo, perché appunto è stata una lavorazione molto improvvisa, cioè c'era così tanto entusiasmo anche da parte della produzione sul film che ho detto dobbiamo farlo, dobbiamo farlo, dobbiamo farlo ora. E quindi è stata un po' una gara contro il tempo e anche un po' quindi cercare di non commettere passi falsi in Certo, questo, certo, certo. soprattutto con la grande responsabilità poi di dover raccontare la storia vera di un ragazzo che in maniera drammatica si è tolto la vita perché non pensava di essere degno di stare con gli altri, cioè è una cosa pesante, è una cosa molto profonda e forse
per me una delle sfide più grandi è stata quella di confrontarmi con questa storia così dolorosa. Perché poi lì la domanda sorge spontanea. Bisogna scindere, no? L'autore altrimenti non vale anche per altri mestieri, non soltanto l'autore, però poi insomma devi chiudere il ciak, no? Devi Sì. tornare alla vita normale perché lasciarsi trasportare troppo potrebbe essere... Beh, sicuramente anche come anche per gli attori, noi maneggiamo le emozioni e quindi bisogna stare attenti a non farsi male, non fare male e anche in questo caso alle persone che hanno vissuto davvero questa storia, quindi la madre di Andrea Sì, Zaccaterra, sì. Teresa Manes. Quindi il rispetto secondo me è la cosa più importante e anche lavorando specie con gli attori molto giovani come Samuele Carrino, Sara Ciocca, Sì. Andrea Arru, avere ben chiaro appunto dove è il confine, no? Cioè Sì, sì, sì. giriamo, raccontiamo del film anche con le scene di bullismo, le scene di violenza, ma noi siamo qui, siamo sul set e creiamo un ambiente sicuro per lavorare su quel tema e dare la possibilità e la libertà di esprimere anche delle emozioni negative, dei momenti di difficoltà e poi quando andiamo allo stop ci abbracciamo tutti. Sì, un po' questo esatto. anche Sì, come sì. in generale lavorare su un film. Certo, per me è stato un po' anche stancante emotivamente, Emotivamente, no? sì. Cioè, tutto questo dolore per tutti questi mesi. Concentrato in quei mesi. Sì. Ma non è un consiglio per l'uso, diciamo, ma c'è un messaggio ultimo che speri, diciamo, di trasmettere al pubblico? Sì, sì, in questo film sicuramente senza retorica, però è carico di un portato anche umano, no? Che è quello di avere, c'è un invito all'empatia, no? Il racconto dal punto di vista di un ragazzo che non è riuscito a sopravvivere a una mancanza di empatia e di rispetto da parte dei compagni, per cui è un film che invita proprio a pensare, a prendersi la responsabilità delle parole che diciamo, delle azioni che compiamo, perché magari per alcune persone come Christian possono avere un valore di scherzo, mentre altre persone potrebbero star vivendo un dramma che le rende enormi, no? E che le uccide, Purtroppo sì. semplicemente. Hai pensato, poi volevo chiederti anche di accompagnare questa proiezione del film, per esempio, con attività anche di sensibilizzazione nelle scuole, è un desiderio, perché insomma... Sì, sì, questo anche da parte della produzione è un film che è nato come un progetto anche destinato ai Che poi, ragazzi, esatto. quindi non solo, chiaramente era un film per ragazzi, è un film per tutti che però ha come pubblico privilegiato quello dei ragazzi che andranno al cinema a vederlo in proiezioni organizzate per le scuole e assolutamente sì, diciamo, auspichiamo che più Che possa ragazzi essere... possibili lo vedano e che Sen- se ne parli, perché il discorso è speriamo che questo film possa creare un dialogo rispetto al tema del bullismo, perché molte volte poi i ragazzi se ne vergognano anche, no? Non hanno le parole, gli strumenti per Sì, poi parlarne. mai come con questi temi, effettivamente come dici tu, cioè creare un dialogo, non soltanto magari provare delle emozioni che comunque sicuramente si devono provare, però ecco, far vivere anche poi il dibattito e la discussione. C'è qualcosa dal livello tecnico, visivo, di quelli che sono invece i tuoi gusti anche da autrice in questo film? Sì, totalmente. Io sono felicissima di aver fatto un film, diciamo, che mi è stato chiesto, una storia che mi è stata proposta e che però è diventata una storia profondamente mia, in termini proprio artistici e di regia. Io ho avuto una grandissima libertà artistica. Di regia sono contentissima di quello che ho fatto. Ci sono molte scene che sono proprio hanno un linguaggio e una ricerca sul linguaggio cinematografico Mhm. che mi rappresentano, posso dirle? Certo, No. certo, anzi. No, per esempio, no, non succede, cioè questo è un film che non è propriamente cinema indipendente o cinema commerciale, no? È un film che Si ha pone un po' come un comunque... ibrido, perché ci sono delle tematiche che lo rendono magari... Sicuramente avrà una diffusione, è pensato per avere una grande diffusione, ma
vi ho avuto la libertà anche artistica di raccontare l'adolescenza, no? E il periodo che vive Andrea in maniera anche creativamente interessante. Per esempio, non so, c'è una scena dell'ultimo giorno di scuola, dopo che Andrea ha subito questo scherzo alla festa della scuola e quindi è emarginato fondamentalmente. Io ho girato super slow motion a 96 fotogrammi al secondo, questa scena di gavettoni, di lancio di gavettoni all'uscita della scuola dove tutti si tirano i gavettoni e si divertono e lui no, è fuori dai giochi fondamentalmente, la sua vita sociale è finita, dal suo punto di vista chiaramente. E questa è una scena con questo brano di Daniela Pes di 4 minuti in slow motion di questa battaglia di gavettoni e lui che rimane escluso. E, nessuno mi ha mai detto tagliala, è troppo Beh, questo lunga. è una fortuna. Perché comunque è un qualcosa che racconta visivamente senza dialoghi, che chiaramente sono in tutto il resto del film, Sì, però sì. racconta in quel momento lo stato di solitudine del personaggio e anche un qualcosa che tutti noi abbiamo potuto vivere, no? L'isolamento, la solitudine in quel periodo della vita in cui gli altri sono così importanti, ma a volte diventano nemici, diventano sconosciuti e nemici. Margherita, grazie mille, in bocca al Grazie. lupo, grazie davvero. Grazie.